Giulio, sei pronto per la vendemmia? Sì. Ciao Ale. Ciao zio, ci vediamo dopo. Prima di partire con il video però vorrei darvi un aggiornamento importantissimo. Infatti questa notte è uscita la mia nuova canzone che tratta della vendemmia. Se volete al momento potete ascoltarla su Spotify, Instagram eccetera eccetera. Non c'è ancora il video ufficiale su YouTube, ma quello arriverà più avanti. Intanto, come la scorsa canzone, se volete potete fare una storia su Instagram inserendola e poi taggandomi, e poi io vi riposto sul mio profilo. Va bene, dai, adesso torniamo al video. Uela, ciao ragazzi! Allora, oggi andiamo a vendemmiare l'uva bianca. Questa mattina io ho dovuto rimanere in agriturismo perché per fare le colazioni, insomma, e adesso sono circa le 1:30 del pomeriggio e siamo venuti qua. Giulio! Dai, saluta qua la telecamera, è passato un anno da quando non saluti tutti qua. Ciao ciao! Su Instagram qualche volta eri venuto a prendere il vino, però su YouTube però tutti si ricordano, non so perché. Sei un particolare, Giulio. Sì. In pratica oggi vendemmiamo l'uva bianca per fare il vino. Vedete lì che c'è, per fare il vino bianco per forza, ma per noi però non da consegnare in cantina, insomma. Ascolta, la forbice nel cassetto. La che è lì nel seccio, ma nel seccio. Non è che ce n'è tante qua, Questa qua non si apre neanche. Questa sotto forse. Questa ha le punte rotte. Terrò questa qua con le punte rotte. Se no vediamo. Gli metto la molla a questa qua. Perfetto. Adesso va. 3 muletti. E in totale bisogna farne 5. sì. Le pergole. Era più facile filare. Sento Giulio quanti anni legate le pergole qui? 50. Bravo. Comunque chi del 76 Tiravo già l'uva. Giulio lì nel 27 ho già fatto una pesata nel culo da mio papà perché non voleva mia vendere mai. Ecco. Dai che questo è il quarto muletto, Giulio. Alto. Dopo puoi andare a casa a dormire. Mamma mia, No, cambia tempo Giulio. Dai, votiamo. Giulio, avete da votare? Anche Raffaele. Adesso il padre va avanti. Qua dobbiamo tenere l'arco del trattore basso perché ovviamente si ha delle pergole, se no prende sopra. Adesso faccio apposta a non vendemmiare, riprendo il padre mentre vendemmia. Vediamo se mi dice su. Ma cosa stai facendo? Faccio qualche clip. Clip. Bello il clip. Qualche clip mentre vendemmi. Dai Alessandro, adesso tira su. Falli alla fine i clip. Va bene, dai, adesso facciamo un time lapse. Prova a dire, Giulio, time lapse. Time lapse. Dai, lo sai parlare un po'. Vabbè. Però non sai cos'è? Sì. Sì che lo sai perché vedi i video, allora lo sai. Però se non li avessi visti... Non ti so. Mi ha trovato dei codeghini. Ok, abbiamo svuotato tutte le brente, andiamo un po' avanti. Qua siamo a metà muletto circa. Dove devo abbassarlo? Se no tocca sopra.
buona questa. Un'altra andata. Ah, che Giulio! Sì, beati pure. Giulio! Beati. Boh, vado un attimino avanti allora. E dopo questo è pieno. Abbiamo riempito tutto. Ho detto quasi, difatti. Vado avanti un po'. Ah ragazzi, se di solito guardate i video e vi piacciono, se volete iscrivetevi al canale. Proseguiamo qua con la vendemmia. Fra un po' è ora di andare a vuotare. Questa è tutta intorcolata. Avanti l'ultima volta e poi è pieno del tutto e si va a mostare. Devo buttargli un po' di acqua sopra. Pure succede quella roba lì. Vedo che lì cotta che si tratta di una macchina. Fortuna che è impermeabile. Come nuova. Adesso quando vai là vengo a prendere il trattore. Ok, il muletto è pieno. Adesso il padre va a svuotarlo. Dopo andrò a prenderlo fra qualche minuto, insomma parto, perché altrimenti se no riempiamo tutte le brente e non sappiamo dove svuotarle. Tanto andiamo a recuperare queste due che sono vuote. Pieno pieno proprio. Uva da tirare giù. Va bene, tiriamo giù un po' e poi andiamo a recuperare il trattore. 5 minutes later. Giulio, vado a recuperare il trattore. Eccoci qua. Allora adesso stiamo mostando. Qua c'è la diraspatrice, tubo attaccato. Questi qua sono gli scarti di quello che abbiamo pressato stamattina. E qua c'è la pressa. Sentite che profumo. E dopo da lì va dentro questa botte qua attraverso la pompa. Vedete qua che fa. Ma che c'è una forbice. È adattata. Dai che si riparte col trucchetto adesso. Abbassiamo tutto, si parte, si torna nel vigneto e avanti così. E siamo ritornati.
Adesso ci sono tutte le brente da vuotare. Ok, siamo tornati al punto di prima. Adesso dobbiamo fare un altro muletto e dopo iniziamo a raccogliere invece l'uva per consegnarla in cantina, perché ce n'è già tanta, insomma. E il mio tortor, eccolo qua. Perfetto, frighetto rimesso al fresco e adesso si riparte. Zio! Giulio! Buon dai, andiamo avanti qua perché sennò. Altro muletto pieno. Adesso il padre va a vuotarlo. E siamo arrivati a metà di queste due pergole qua. Fra un po' torno a riprenderlo. Si è risporcato lo schermo della GoPro. Quando si sporca col mosto, Giulio, lo schermo della GoPro si sporca proprio. Perché il mostro è il mostro. Guardate Giulio che bravo che è a vendemmiare. Ho passione Giulio. Dai, scrivete nei commenti cosa pensate della vendemmia del Giulio. Allora adesso vi faccio vedere il mezzo di trasporto del Lucchez, perché lui venire a piedi non gli piace. Ascolta Lucchez, non hai mica altri modi per venire qua? No. Col trattorino tagliaerba? C'era solo questo. Aria! Lo ciapo! C'è una forbice, un tortor. Devi procurartela. C'è quella del padre probabilmente, prova a guardare. Prenditi sulla Brenta anche. Vabbè che quella dovrebbe esserci. Ecco, è arrivato anche il Lucchez. Adesso diamo uno sprint. Guarda che c'è la forbice del padre. Si riparte. Secondo giro. Riportiamo il fruttetto nelle pergole. E velocemente anche perché ci sono tutte le brente piene. Later. Ultimo muletto fatto, adesso siamo qua. Mamma mia che sporco che è l'obiettivo, devo pulirlo tutto quanto. Questa è l'ultima parte, alla fine ne abbiamo fatti 6, 7, no 6 e quella poca uva lì perché diciamo non faceva tantissimo mosto, allora abbiamo dovuto tirarne giù di più. Questa è l'ultima che mostriamo. Adesso quella che tiriamo giù invece la consegneremo. Cos'è il primo piano? Sì, il primo piano di te che vendendi. Per oggi abbiamo finito Giulio! Marca. Dopo domani mattina riprenderemo da qua. Lì abbiamo riempito per bene il muletto. Allora sali zio, ti insegno. Beh ma non è difficile, dopo devi premere questo qua che è il freno e girare la chiave. Girala. Questo qua lo metti al massimo e per accelerare. Sì, ma tutto qua per terra. Molla quella lì, molla. No, è quello lì. No, ma è su tutto, è tue mani. Allora, molla, no, ma quello lì non è la pressione, quello lì è solo un freno. Adesso quello là va avanti e indietro in base ai pedali. Capito? Perché il Lucchez è venuto col trattorino, il problema è che dopo è tornato a casa invece col motorino invece del trattorino e quindi adesso dobbiamo portarlo a casa noi. Io invece vado a prendere sull'ape che avevo lasciato là, insomma, dove avete visto all'inizio video. Mamma mia, oggi c'era abbastanza caldo, devo dire, anche se non da paragonare ai caldi che c'erano circa un mese fa, però comunque abbastanza caldo. Domani mattina riprenderanno qua e in teoria l'uva bianca poi finiamo di raccoglierla entro la giornata di domani. Domani mattina come oggi sarò in agri ovviamente a fare le colazioni e arriverò il pomeriggio. Tutta l'uva che comunque raccoglieremo la consegneremo in cantina. Urca! Fatica. Lì c'ho le altre batterie della GoPro, adesso sporco tutto perché ho le mani tutte sporche. Si guardi! Urca tirulero, oggi tende il sole. Adesso dobbiamo andare a casa a pulire
la diraspatrice e anche la pressa. Anche il Luquez mi dà una mano. Prima una bella lavata. No Giulio, do una risciacquata anche alla GoPro perché è piena di mosto. Spero che si sia visto bene fino adesso perché appunto dallo schermetto piccolo non si vede tanta. Comunque insomma ho visto. Pulito e asciugato la GoPro, mi sembra nuova quasi, addirittura mi sembra che l'abbia pulita il mostro. E niente, Luquez ha già iniziato a pulire la diraspatrice, come potete vedere ha già tirato via il più grosso, insomma dopo la passiamo con la canna, dobbiamo attaccarla, insomma dopo vedrete. Questo qua è tutto il resto, tutti l'interno insomma dei grappoli che sono passati attraverso la diraspatrice. Adesso il padre sta ribaltando questi qui, gli scarti insomma che sono usciti dalla pressa. Boh. Ok, caricato tutto, Luquez ha anche ribaltato la GoPro, per fortuna che non si è mica rotta. Adesso c'è da svuotare, portare il telo là, pulirlo, dopo pulire la diraspatrice e dopo la pressa dentro. Devi girarla sì, di così. Ancora? Perché c'ha il coso che butta fuori. Più grosso l'hai già tirato via. Ah. Sai dov'è che si blocca tanto? Sopra. Sopra lì. No, ma sopra. Qua dentro. Qua, vedi. Allora. Visto? Sì che ce n'è. Devi farlo forte col getto. E anche al centro, e anche dopo di lato, e anche di là. Anche dalla parte di là. Allora, per adesso non utilizziamo l'idropulitrice perché appunto fra una settimana circa mostreremo anche il vino rosso e rosato, e quindi insomma poi quando avremo mostrato tutto quanto il vino allora la laveremo bene poi con l'idropulitrice. Per adesso facciamo solamente con l'acqua insomma. Quella lì non ci arriva però quella lì non ci arriva. Attacchiamo questa qua. Si era di qua o di là? Ah sì, questa. Eccolo. Eccola lì. Tanto lo zio risciacqua il telo, poi c'è da risciacquare anche lo scivolo. Later. Ok, diraspatrice pulita bene, adesso mettiamola al suo posto. Vi ho dato una passata anche io dopo il Luquez perché aveva dimenticato qualcosa, ma io è perché la lavo sempre, allora so più o meno dove a volte resta un po' incastrato del mosto eccetera. Mentre questo, ok, e adesso mettiamola al suo posto e almeno con la diraspatrice abbiamo finito. Ok, la pressa ha finito, adesso svuotiamo quello che c'è dentro, via i resti. Dove la metti? Qua. Attento che non ti fai male. Sganghero, ti fai male. Ci sta tutto, no? Non ci sta tutto. No, un altro giro Ora, stop. Ferma. È meglio metterlo sotto quell'altro, tanto lo gesto qui.
Allora, uno da solo non basta, dobbiamo mettere sotto anche l'altro per svuotarla completamente, ovvero questo qua. Ok, svuotata anche questo, più o meno. Sembra impossibile che per la pala sia così semplice fare certi lavori che a mano sarebbero difficilissimi. Boh, basta! Adesso è inutile che lo risciacquo, aspetto che svuotiamo anche l'altro e poi risciacquo entrambi insieme. Intanto qui il padre con la pompa ha tolto tutto il musto che c'era dentro la pressa, che è finito dentro quella botte là. Adesso ci resta da pulire per bene tutta la pressa. Allora il padre prima di andare avanti però vuole provare il grado. Se no sempre anche qua dovrebbe essere bello pulito. Del bianco. Musto appena fatto. Chiudi. (17, 1 e 2, 17 e 2. 17,2. Temperatura? Temperatura 21. No, che? Scusa, 26. Allora lei è un 0,65 di più. 25 gradi, le 0,65 in più. Là, che la cantina. Quindi le sale 18. È come vedere qua. 18? E com'è 18? Buono? È venuto fuori un vino, hanno fatto anche il potenziale. Un vino? Da 11,84. Però il vino fa 13 che lo mescoliamo, viene fuori il 12 abbondanti. E va bene. Boh, adesso c'è da lavare tutta la pressa e lavare qua fuori. Come sei bravo tu? Tu sei bravo a lavare la pressa. Io lavorerò quando pulisco qua. Sì, ma devi pulire bene. Benissimo, cioè non ci deve essere neanche un granetto. Later. Ok ragazzi, allora il Lucchez ha pulito qua fuori, vedete, sistemato tutto quanto e pulito anche per terra. E io invece ho pulito la pressa e prima ho tirato bene fuori tutto quello che c'era dentro e poi l'ho pulita insomma da fuori. Adesso abbiamo finito, devo solo rimetterla al suo posto e lavare un po' il pavimento della cantina. Later. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di pulire tutto quanto, ho sistemato anche la cantina un pochettino e niente, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.